Chiamate alla partenza i concorrenti di questo centrale, un handicap sul doppio chilometro per cavalli di 4 anni, è ritirato Aligero dei Rum, lo schieramento 2060 Vicacciac SM, Asnaur dei Rum, Attalo, Albani Adri, a 2080 Alba dei Greppi, Americ Clemar, Astro del Nord, Africa Jet, Afrodite B. I favori sono per Attalo in chiusura, Asnaur dei Rum l'alternativa. Pronti? 1, 2, 3. Il segnale buono e dall'esterno si avvantaggia subito Attalo. Attalo va a condurre in poche battute con gran partenza, mentre in seconda posizione Asnaur dei Rum che va subito a chiedere strada. Numero 1 Avica Ciac SM Alba squalificato. dei Greppi, sbagliato Avica Ciac SM, intanto Asnaur dei Rum in vantaggio davanti alle tribune dopo 400 metri di gara in 31,3. All'esterno rimane Asnaur, all'esterno di Attalo, mentre lungo la corda ha serrato Alba dei Greppi e più indietro sono gli altri cappeggiati da Albani Adri. 600 intanto completati in 46,3, c'è 15 di frazione e Attalo al comando. Se la gioca quindi in testa con Asnaur dei Rum costretto al largo. Alba dei Greppi segue molto vicino, mentre gli altri sono leggermente più discosti, con Albani Adri alla corda che è superato almeno parzialmente da Americ Clemar. Intanto gli 800 in 1 minuto e 7 decimi e il chilometro è completato in 1:15,9. Attalo continua a comandare. All'esterno Asnaur dei Rum, alla corda rimane Alba dei Greppi davanti ad Albani Adri, mentre all'esterno c'è Americ Clemar che è seguito ora da Astro del Nord e poi Afrodite B che lascia Numero 5 Albani Adri squalificato. Sbagliato intanto Albani Adri, conseguentemente squalificato. 650 alla conclusione con Attalo che ora ha sparato un 14,4 a cui fa seguire un 14,5. Asnaur dei Rum cerca di rimanere lì a contatto, poi lungo la corda Alba dei Greppi, ancora Afrodite B che guadagna lungo la corda, mentre cala Americ Clemar. 400 alla conclusione con alle prese ancora numero Attalo 8 e Asnaur dei Rum. Astro del Nord squalificato. Va in schiena ad Asnaur dei Rum, lungo la corda c'è sempre Alba dei Greppi, metà dell'ultima curva superato con in vantaggio Attalo, insiste però Asnaur dei Rum e in terza ruota si lancia Afrodite B, lungo la corda sposta Alba dei Greppi, ultimi 100 metri di gara con Attalo che cerca di controllare all'interno Alba dei Greppi, all'esterno ancora Asnaur, ma vince Attalo. Secondo posto per Alba dei Greppi, al terzo finisce Asnaur dei Rum. 1:15,1 sul doppio chilometro, partenza da fermo 28,9 del penultimo quarto, 34 a chiudere. La vittoria in scioltezza comunque per Attalo, ma corrono molto bene sia Alba dei Greppi che Asnaur dei Rum, soprattutto con un percorso totalmente scoperto. Vince però Attalo e Luca Lovero ha avuto ragione a voler giocarsela in testa. Asnaur dei Rum, che aveva chiuso favorito, se l'è dovuta sobbarcare tutta all'esterno e alla fine si è dovuto accontentare del terzo posto, battuto anche da Alba dei Greppi. 4-6-2 l'ordine d'arrivo per la vittoria di Attalo Luca Lovera, training di papà Marino. La quota al totalizzatore 2,82.